dal 31/1 al 3/7/2015. Regolamento su Dixan.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bentornati da Graziano Campi e da Calcio Parlando, bentornati dalle linee di Radio Padania Libera. Torniamo a parlare di calcio dopo che abbiamo avuto nella prima parte una telefonata internazionale con Daniele Amadasi che ci salutava dalla Colombia. Penso che sia la prima volta che in radio facciamo un collegamento Milano-Bogotà. Siamo pionieri in questa cosa. Quando arriverà la bolletta del telefono, Salvini mi sa che mi viene a cercare con un badile, ma fa niente. E in questo momento invece dovrebbe esserci in collegato con noi Alessandro Gazzera da Torino, che dovrebbe costare anche meno come telefonata. Ci sei, Alessandro? Eccomi qui, sì, costo meno anche perché sono più o meno ad un'ora di macchina, quindi insomma... Perfetto. Non siamo ancora passati sotto la Francia. Per ora no, diciamo che ci stiamo lavorando. Allora, andiamo a parlare di quella che è stata la settimana calcistica. Non prima di ricordare ai nostri ascoltatori che questa settimana andremo in onda nella seconda parte, mercoledì prossimo alle ore 13, dalle 13 alle 14. Avremo un'ora di spazio a disposizione in cui parleremo di quelli che saranno i risultati della Juventus in Champions League, delle altre squadre impegnate in Champions League, e di tanti altri argomenti che sicuramente non mancheranno di interessarvi, almeno speriamo. Andiamo invece noi ad affrontare quelli che sono gli argomenti della giornata di ieri, di una serie A che praticamente si trascina stancamente verso la fine, con pochi colpi di scena. Guardando oggi le prime pagine dei giornali, la notizia del giorno è il sorpasso della Lazio alla Roma da secondo al terzo posto, sorpasso che potrebbe essere provvisorio, non sappiamo se sarà definitivo. Ti do un dato che ti chiedo da commentare. Praticamente fino ad ora è stato stabilito il record di pareggi in questo campionato. Non è il record definitivo, è uno dei più alti. Praticamente ci sono stati 89 pareggi, pari al 33% delle partite giocate. Con il cadere di alcune sfide, come può essere la lotta per lo scudetto piuttosto che per la retrocessione, diciamo che molte squadre si stanno sedendo. Ci sono state un po' di polemiche per la vittoria del Parma sulla Juventus e in generale comunque si ha la sensazione che troppe squadre non mettano il 100% negli impegni. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi anche in ottica di spettacolo che viene offerto agli spettatori? Beh, chiaramente è un dato significativo, ma non così preoccupante, nel senso che comunque sia è frutto di un campionato dove bene o male chi ha vinto, a meno di proprio sorpresoni, nel senso di suicidi di massa o cose di questo tipo, il campionato lo dovrebbe vincere la Juventus. Bene o male le posizioni anche in Champions League si può dire che sarà una lotta tutta romana, perché vedo molto 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 improbabile che Napoli o la Fiorentina o la Sampdoria possano provare a riagganciare le prime tre, e quindi è frutto di verdetti più pressappoco già decisi, con quelle squadre che comunque provano a lottare sono quelle che hanno ancora qualcosa da chiedere o che comunque vogliono provare, diciamo, a conquistare magari una posizione in più in classifica per insomma regalare ai tifosi magari un finale di un certo tipo. C'è da dire che a fronte di questo io però allora mi aspetto un impegno di un certo tipo da parte delle squadre italiane per quanto riguarda l'Europa. Se da un lato in campionato comunque si è giustificati dai traguardi già raggiunti, in Europa ci sono traguardi già raggiunti da raggiungere, scusate, e mi auguro che la Juventus e le altre squadre impegnate diano veramente l'anima in Europa e portino più avanti possibile il calcio italiano. Che è una speranza alla quale ovviamente mi associo. Invece per quanto riguarda la polemica relativa al fatto che alcune partite sembrino più o meno aggiustate, la teoria del meglio due feriti che un morto, ti chiedo di provare a vedere se hai una tua teoria. Io la mia ce l'ho, però diciamo che non è molto positiva per quello che è l'immagine del calcio italiano. Secondo te è una sensazione o è una cosa naturale che succedano certi risultati o certi...
Ma di naturale credo non ci sia niente, però è chiaro che durante magari una partita sei nelle battute magari finali, ti rendi conto che magari sei sul 2-2, sei sul 1-0 per gli avversari, fondamentalmente non cambia la tua classifica o la tua situazione, il pareggiare o il perdere, cioè magari anche un ragionamento una squadra lo fa, nel senso, ma non è una questione di dire si falsa qualcosa, credo sia un ragionamento piuttosto normale a un certo punto della stagione, che qualcuno tiri il freno un attimo, comunque ha corso talmente tanto magari durante la stagione che dica a un certo punto io sono salvo, il risultato non mi cambia la vita, oppure io sono in Europa League, il risultato non mi cambia la vita, e sinceramente posso permettermi di far giocare chi ha giocato meno e anche di correre comunque un po' meno di quello che farei di solito. Ripeto, non è una cosa strana, io non la prendo così male, perché sono ragionamenti che capitano nel calcio, ma credo anche in altri sport, perché a volte magari si lascia andare qualcosa e può capitare, però non ne vedo una cosa così negativa, e ho letto lì che ci sarebbe una presunta indagine sui flussi di scommesse per quanto riguarda Parma e Juventus. È una balla, te lo dico io, perché l'ho letto, so anch'io come te, su alcuni siti, e mi permetto di dire che prima di scrivere certe cose bisognerebbe prima di tutto verificare, in secondo luogo avere un minimo di serietà, perché si tratta di persone che probabilmente scrivono solo ed esclusivamente per avere un certo tipo di visibilità. È una vergogna a livello giornalistico e professionale, perché questo tipo di indagini sono veramente cose riservate e delicate. Se ci fosse comunque un controllo non avverrebbe nel giro di 3 giorni. Quindi siamo... ma Dimmi. Comunque volevo dire questo, anche certo, al di là di appunto balla o meno, anche solo il fatto che sia stato scritto che sarebbe stato, ci sarebbero dei dubbi sul risultato. Il Parma ha giocato meglio, ha meritato la vittoria contro una Juve che non è neanche scesa in campo, probabilmente per il pensiero al Monaco e anche per delle figure barbine di certi suoi giocatori in campo. Io credo che poi alla fine, ripeto, magari c'è la storia dei meglio 2 feriti che un morto, ma non credo ci sia un pensiero prima della gara, pareggiamo così mettiamo le cose a posto. Credo che sia una cosa che a un certo punto della gara, se siete tutti e due bene o male a posto, non ti fai male, ma è un ragionamento che può succedere, non la vedrei così male. Certo, il problema è c'è una curiosità mia particolare. Tu segui molto anche l'hockey, dove il pareggio è praticamente difficile da raggiungere, perché sostanzialmente si cerca sempre di ottenere la vittoria, perché ad esempio nella NHL il pareggio può essere accettato solo dopo i supplementari, prima si gioca e chi segna vince in caso di pareggio dopo i tempi regolamentari. Correggimi se sbaglio. Nell'hockey bisogna precisare questo, di fatto il pareggio come nel calcio nell'hockey europeo non esiste. Esatto. Nel senso che dopo i tempi regolamentari, se si è in pareggio si gioca al supplementare, chi vince prende 2 punti e chi perde ne prende 1, perché comunque sei arrivato lì e di fatto ti dividi la posta. Stessa cosa vale se dopo il supplementare il risultato è ancora di pareggio, allora lì ci sono 3 tiri di rigore e lì si decide poi chi vince. Ma il punteggio anche lì è sempre ripartito 2-1. Forse magari potrebbe essere una soluzione in futuro anche per il calcio di dire facciamo 10 minuti, un quarto d'ora per evitare i pareggi, per esempio. Sarebbe magari appassionante. Bisogna sempre vedere poi come vengono fatte le modifiche, perché purtroppo sai bene che noi abbiamo un sistema che è abbastanza strano. Oggi c'è una proposta che è appena stata fatta di giocare la prima giornata di Serie A nelle capitali straniere. Si parlava di Pechino, di Shanghai o di Giacarta, eccetera, eccetera, andando a pensare che probabilmente l'anno prossimo
i tifosi del Chievo Verona la prima giornata dovrebbero andare a Pechino a vedere la sua squadra. Scusa, c'è una telefonata, mi dicono. La mandiamo subito, poi riprendiamo l'argomento. Pronto? Pronto, sono Ferdinando da Verona. Niente, io vi sto sentendo e veramente da lì capisco perché l'Italia non potrà mai cambiare, perché quando sento un commentatore radiofonico che mi dice che è giusto, è umano, che vengono certe situazioni di combine. No, scusa, non si parlava di combine. Si parlava del fatto che la gente, che magari il calciatore è un po' meno motivato perché magari ha la testa da un'altra parte. Ho capito, però questa qua vuol dire mancanza di serietà, perché in altri campi, per dirti quella della Spagna, ci sono squadre che entrano in campo non per fare il catenaccio, ma giocano anche se perdono il 9-1. Sì, Ferdinando, questo è vero. Questo perché è la serietà per i tifosi che vanno a vedere la partita. Se oggi come oggi gli stadi sono vuoti, è inutile che veniamo a raccontare che il biglietto è caro, gli stadi bisogna rifare. Diciamo che c'è uno spettacolo veramente avvilente. Hai ragione. Dopodiché, se dopo vendiamo a vedere nei settori giovanili, dove vediamo i Forti dei Marmi, per citare un esempio in cui è venuto fuori il problema dei giocatori extracomunitari che giocano con i bambini del 2004 che hanno 5-6 anni in più, perché c'è un business dietro a loro, sì. Capirei bene che questo qua è la rovina di tutto il sistema. Capiamo bene che questa qua è la mentalità che ricorre in tutti i campi oggi come oggi, non solo calcistici ma a livello di lavoro, perché quando ci sono giornalisti, perché io sono stanco di sentire che la politica ha dei problemi, gli editori, ma diciamo i commentatori, i giornalisti dove sono? No, sei stato chiarissimo, Ferdinando. I giornalisti dovrebbero fare critica, ma critica salutare per migliorare una situazione, eccetera. Però non si può sentire una roba. No, sinceramente io a mio figlio cosa gli posso dare a mio figlio? Quando vedo che c'è proprio tutto il settore, tutti i settori sono veramente a questo livello. Ciao, grazie. Ciao. Ma diciamo che ho capito la tua osservazione. Mi permetto io di dare una risposta, poi se Alessandro vuol dire qualcos'altro. Il concetto di Alessandro era leggermente differente. Tutti vorremmo lo spettacolo e infatti noi ne parliamo proprio perché questo mettiamo all'attenzione degli ascoltatori anche il fatto che alcune partite siano noiose. Capita che ci siano partite in cui i giocatori sono deconcentrati perché hanno la testa altrove, perché magari c'è la sfida con il Monaco, per quanto riguarda, facciamo la Juventus come esempio, che conta di più. Quindi magari un calo di tensione c'è. I cali di tensione ci sono nel calcio. Il calo di tensione non vuol dire però, e questo secondo me Alessandro è d'accordo, non so se poi mi dirà di sì, non vuol dire però che la gente deve vendersi le partite. Per quanto riguarda il discorso che facevi su Forte dei Marmi, è una notizia che praticamente è stata molto strumentalizzata e vorrei recuperare un attimo per chi magari è rimasto poco presente. Minoraio, la procuratore di molti calciatori, si è lamentato perché durante un torneo di Forte dei Marmi alcuni spettatori presenti avrebbero fischiato giocatori di colore. In realtà la questione non era legata al fatto che erano giocatori di colore, ma legati al fatto che erano alti, grandi e grossi, il doppio di quelli che dovrebbero essere i presunti pari età. Io non posso sapere perché non c'ero e non ho controllato se era vero che questi erano più grandi o meno. Posso raccontarvi un'esperienza diretta perché ero a San Pellegrino l'anno scorso a vedere il torneo Quarenghi e c'è stata una situazione simile. Si sono presentati in campo giocatori che erano alti 1,80 m e passandomi di fianco erano alti come me. Dovevano essere giocatori di 11 anni, 12 anni. Abbiamo le prove? Non lo so. Però in ogni caso effettivamente chi è da fuori magari un pochino storce il naso. Bisogna fare i controlli. Tutto il resto non bisogna tirare in ballo il razzismo, ma bisogna tirare in ballo quella che è la razionalità. Alessandro, se vuoi aggiungere qualcosa a quello che ho detto, se no ripartiamo con il discorso. Sì, no, io volevo aggiungere solo una cosa perché evidentemente è stato frainteso qualcosina, cioè io non ho parlato di avvallare combine, di mettersi d'accordo, questo spero fosse chiaro. Certo. Io ho parlato del discorso che in un giocatore può venire pensando a un certo punto della gara il discorso di non farsi male non è una cosa bella perché per forza di cose poi assisti a 20-30 minuti dove si giochicchia, però mi permetta il telespettatore, ma radioascoltatore,
il pubblico allo stadio non ci viene non perché succedono cose di questo tipo, perché il pubblico in certi stadi non c'è dall'inizio dell'anno fino alla fine, c'è quando arriva la Juventus, quando arriva il Milan, quando arriva l'Inter, quando arriva la Roma. Evidente, il pubblico non c'è perché in Italia c'è un sistema calcio che fa ridere, lo abbiamo visto con la situazione del Parma e con altre situazioni in giro per l'Italia di squadre comunque in condizioni economiche disastrate, lo fa anche per un discorso di strutture che non vengono dipinte giustamente, in molti casi anche come non sicure, però non è un discorso solamente di mancato spettacolo. In Spagna, che è una cultura ahimè molto più avanti della nostra e molto diversa della nostra, è vero che si gioca anche sul 9-1, è allo stesso tempo vero però che se tu guardi tutti gli stadi spagnoli e se guardi il giorno dopo che anche una squadra ha perso 9-1, non trovi la dichiarazione di un presidente che dice colpa dell'arbitro, è colpa di Tizio, di Caio, scusa. fa dichiarazioni vergognose come quelle fatte da Florenzi ieri dopo la partita tra Roma e Torino. Queste sono le cose che rovinano il calcio. Posso permettermi di aggiungere che se perdi 9-1 l'allenatore è anche un po' pirla, perché comunque un po' tanto. È un po' tanto, sì, a sto punto. Comunque fa niente, era un discorso a parte. Stiano in campana i tifosi dell'Inter, perché uno dei difensori del Granada che ha perso 9-1 contro il Real Madrid è stato appena comprato dall'Inter per 8 milioni a quanto pare. Si tratta del colombiano Murillo. Tornando invece io ringrazio comunque Ferdinando perché ha fatto un'osservazione che ci ha permesso di puntualizzare quella che è la nostra posizione. Lo invitiamo anche se vuole partecipare più avanti nelle prossime occasioni, è sempre benvenuto, certo, come chiunque. Andiamo avanti invece perché il tempo vola e ti volevo chiedere ancora un paio di pareri. Uno sul fatto che Van Persie pare che possa lasciare lo United, se ne vogliono liberare, dicono, addirittura con una buona uscita. È un giocatore che ha 31 anni e che a questo punto diventerebbe uno degli obiettivi pregiati del mercato. Ma è veramente un giocatore bollito, per cui praticamente lo United gli dà una buona uscita perché a fine carriera, o qualcosa può tirare fuori secondo te? Secondo me ancora qualcosa può tirare fuori, poi sono quei giocatori che magari possono incappare comunque in una stagione non buonissima, perlomeno a livello di gol, a livello tecnico. Io credo che gli farebbe molto bene un cambio in una società che gli dà comunque gli dà più fiducia e dove appunto possa anche magari tornare ad esprimere un certo tipo di calcio che magari a lui è un più congeniale, perché mi dà l'idea un attimino con Van Gaal di non essersi perlomeno inteso su determinate cose, su determinati movimenti, lo si vede a volte magari un po' fuori dal gioco. È un peccato perché tecnicamente è un attaccante che c'è ancora e che se recuperato, secondo me anche prima di tutto a livello di testa, può dare ancora tantissimo al calcio. Quindi mi auguro che cambi squadra e mi auguro che torni a segnare perché come giocatore è sempre stato un gran bel vedere. Allora, ho ancora 4-5 minuti e ho due domande da farti. Allora, la prima riguarda quello che è stato il sorpasso della Lazio e di quella che dovrebbe essere, che alcuni definiscono sfida scudetto domenica prossima con la Juve, anche se in realtà lo scudetto secondo me è assegnato, ricordando che la Lazio avrà fuori De Vrij, che praticamente starà fuori un 15 giorni per un infortunio, e Parolo, anche lui dovrebbe star fuori invece un mese, oltre agli squalificati Novaretti e Cavanda. Praticamente partono ad handicap in una sfida che potrebbe essere comunque spettacolare. Poi ci sarà la gara di Coppa Italia. Non si è ancora capito quando si gioca e non si sa ancora se si riesce a giocare, perché ci sarebbe la finale di Champions League il giorno prima. Altre belle cose del calcio italiano. Ecco, esatto. Dammi un parere su questa situazione assurda, dello scontro tra Lazio e Juventus e dell'impreparazione del calcio italiano. Ma che non si sappia quando giocare una finale di Coppa Italia è qualcosa di imbarazzante, perché di norma almeno bisognerebbe decidere la data a inizio stagione, avere quantomeno una data di riserva che può essere la settimana prima, 2 settimane prima,
o proprio caso limite la settimana dopo. Il problema è che ci sono, ma sono sbagliate, perché no, infatti, stavo per dirti infatti questo, sono sbagliate, è sbagliata la programmazione proprio di quello che è stato quest'anno, perché ci siamo trovati a giocare la Supercoppa a dicembre, perché una squadra aveva i preliminari. Mi domando io, non era più facile magari farla giocare prima di questi preliminari? Era proprio così impensabile farla giocare? E stesso si ripete adesso comunque con la finale di Coppa Italia. A livello di sfida, anche senza i giocatori comunque che tu hai citato, sicuramente è una partita molto molto interessante, perché si affrontano secondo me le due squadre che intanto stanno meglio a livello fisico in questo momento della stagione, al di là del passo falso della Juve contro il Parma. Comunque le due che hanno fatto i risultati migliori hanno espresso secondo me il gioco migliore, e quindi credo che comunque sarà molto interessante. Bene, invece facciamo un'ultima uscita su quelle che saranno le sfide di Europa di questa settimana, soprattutto di Monaco-Juventus, che viene prima della nostra prossima puntata. Come vedi la sfida? Io ho visto adesso la prima pagina di Tutto Sport, indica un Briatore sicuro che indica Monaco sei fuori. Briatore dal Principato lancia la Juve. Quando l'ho letta io mi sarei un attimino grattato da qualche parte. Tu credi che veramente sia così facile per la Juventus battere il Monaco? Ma di facile non c'è mai niente, perché se arrivi ad un certo punto comunque in una competizione come la Champions League, perché comunque hai un certo livello tecnico e quindi per forza di cose qualsiasi avversario è pericoloso. Poi ovviamente c'è differenza tra il Monaco, il Bayern Monaco e il Barcellona. Io credo che la Juve debba essere favorita, perché ha tutti i mezzi in assoluto per poter passare e battere una squadra come il Monaco, che gioca un gran bel calcio, ma non mi sembra qualcosa di così insormontabile per la squadra di Allegri. Soprattutto la squadra di Allegri comunque ritrova Pirlo, ritrova Tevez, ha Buffon in porta, quindi credo comunque che ovviamente dovrebbe passare la Juve. Poi questi personaggi che parlano di triplete, lì bisogna un attimino mettere le mani avanti, perché se anche la Juventus passasse il turno, poi ci sarebbero da affrontare delle squadre che almeno sulla carta sono tecnicamente molto superiori rispetto a quello che è la realtà della Juventus, e quindi credo che questa sparata anche del triplete, diceva Briatore, invito Allegri dopo la finale di Champions League. Io intanto penserei comunque a passare il turno, e poi chissà, magari ci si arriva in finale di Champions League, però guarda che finisce che mi ammalo se mi fai, finisce che mi ammalo se mi continui a far toccare sotto lì. Non diciamo cose che non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Esattamente. Ecco, esattamente. Ascolta, ti do un paio di notizie. La prima appunto è che ci sentiamo mercoledì, perché ci sarà un anticipo della puntata di Calcio Parlando, sempre dalla 1 alle 2. E invece mercoledì dopo, il mercoledì successivo, avremo uno speciale dedicato all'hockey. Ci sono i mondiali, quindi vorrei che tu ne parlassi un attimino, così come vorrei che parlassi un attimino di come è finito il campionato, perché due venerdì fa abbiamo fatto uno speciale sempre legato all'hockey, e a questo punto il campionato è finito e bisogna fare i complimenti a qualcuno. Se mi permetti, voglio solo fare i complimenti ad un amico, che è Luciano Basile, allenatore del Gap, che è riuscito a vincere il campionato di hockey francese per il secondo anno consecutivo e con due squadre diverse. Una cosa che credo sia capitata molto raramente nello sport a livello internazionale. Mentre invece il campionato italiano non sappiamo niente. Il campionato italiano l'ha vinto l'Asiago, esatto, meritatamente, esatto. con una bellissima gara 7 di finale. Quindi bisogna fare i complimenti all'Asiago, perché per un altro anno ha fatto veramente una bellissima squadra composta da ottimi giocatori stranieri e da ottimi giocatori comunque pescati dal vivaio e dal far team di Pergine,
e quindi complimenti all'Asiago, che è uno dei bei progetti comunque dell'Italia hockeyistica, che speriamo abbia vita lunga, soprattutto perché l'anno prossimo va a giocare la Continental Cup in Europa. Ricordo, vincere la Continental Cup dà l'accesso alla Champions League di hockey, quindi permetterebbe ad un'italiana comunque di poter giocare la Champions League, perché purtroppo l'Italia non ha squadre che possono accedere a questa competizione, almeno per il momento. Vedremo nei prossimi anni. Perfetto, Alessandro, allora ti saluto e ti ringrazio, è stato un piacere averti con noi. Ci sentiamo prossimamente. Ricordo mercoledì l'appuntamento, ci sentiamo. Ciao Alessandro. Per quanto riguarda noi invece di Calcio Parlando, direi che siamo arrivati alle battute finali. Non mi resta che salutare in regia Giulio Carnelli, che ci ha accompagnato in questa avventura, e ci sentiamo mercoledì prossimo alla 1. Ciao.